Cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione e all'ascolto, linea diretta con friulitv.net, lo vedete già collegato con noi, Morgan Trevisan, perché? Perché vogliamo parlare un attimo della situazione dell'andamento sismico in quello che sta accadendo chiaramente in Croazia, ma un po' fare con Morgan il punto della situazione. Morgan non è proprio il classico esperto in terremoti, ma è una persona che da tanti anni è appassionato, è un, diciamo così, un autodidatta, possiamo dire, no Morgan, in un certo senso. Sì, esatto, buongiorno a tutti. Sì, sono un autodidatta, per cui non ho competenze tecniche. Quelle che comunque so è perché ho letto alcuni libri, ecco, poi mi sono informato su internet, ma premetto che comunque non ho competenze tecniche come ad esempio l'INGV o altre associazioni, diciamo, di ricerche sismologiche e quant'altro, ecco. Però quello che conta è che da tanti anni, insomma, che ci conosciamo e ci tieni aggiornati in tempo reale di quello che accade non solo in Friuli, Venezia Giulia o nell'area europea, ma addirittura con scosse o avvenimenti tellurici accaduti in ogni parte del mondo, perché tu hai una tua piccola stazione dove ricevi tutto quello che accade 24 ore, minuto per minuto, 36, 365 giorni l'anno, no? È così. Esatto, esatto. Praticamente ho questa passione che mi è venuta nel 2009 col terribile terremoto all'Aquila, che si è praticamente protratto fino al 2014 circa, mi sembra. Lì mi è nata la passione, ho voluto approfondire un attimo il discorso e poi ho voluto fare questa stazione sismografica che all'inizio era una cosa mia qui in casa. Poi ho conosciuto Alibrando Morgantini su Facebook, e lui fa praticamente siti internet, anche lui passione della sismologia, anche lui ha voluto fare questa stazione sismografica a casa sua e abbiamo unito le nostre passioni e abbiamo fatto questa stazione sismografica amatoriale. Poi si sono uniti altre stazioni sempre amatoriali, una di Tavagnaco, una dell'Aquila e una Ponte delle Alpi. Abbiamo questa piccola rete, diciamo. Sì, Certo. hai Possiamo detto. dire che, senti, possiamo dire che lo fate a costo zero, perché è pura Sì. passione quella che mettete, no? Sì, infatti tutta la strumentazione che abbiamo comprato sono soldi di tasca nostra, nessuno ci finanzia, nessuno ci dà soldi, per cui diciamo sono proprio cose costruite da noi e comprate da noi, ecco. Quindi sì, diciamo è una specie di, come si può dire, di sacrificio economico, però comunque è la passione che ci porta a tutto ciò. Senti, hai detto che avete iniziato già oltre 10 anni fa, nel 2009, è nato per Sì. caso, chiaramente all'inizio immagino che molte persone in un certo senso abbiano storto il naso, no? Sul fatto che tu pubblicavi, iniziavi Mm. questi racconti, no? Perché è sempre un racconto quello che il sismografo ti dà nel momento in cui accade l'evento. Sì, effettivamente diciamo che comunque per cioè avere lo sismografo qua a casa appunto è un racconto, cioè mi racconta nel momento in tempo reale di quello che sta dicendo la Terra, no? E fa Certo. anche un po' impressione certe volte perché vedere sto grafico che si muove vuol dire che la Terra è agitata e vederlo proprio in tempo reale fa veramente paura. Da parte mia anche curiosità, perché voglio dire, ieri quando ho sentito il terremoto sotto i piedi è una cosa ovviamente spaventosa, però nello stesso tempo per me è una cosa curiosa, perché sentire questo Chiaro. pavimento che si muove cioè mi dà curiosità. Infatti da quando ho approfondito il discorso non ho più tanta paura, fra virgolette, dei terremoti, perché approfondendo il discorso si sa come si formano, si sa che cosa è dovuto al terremoto e quant'altro, un po' come i temporali, no? Molti hanno paura dei temporali, anch'io da piccolo, poi ho cominciato anche lì
ad approfondire il discorso, e non ho più tanta paura perché comunque avendo un po' di conoscenze si capisce un po' come funziona la cosa, ecco, perché si sa le cose che non si sanno, le cose che sono all'oscuro fanno più paura rispetto a quelle, diciamo, che conosci realmente. Ecco, quindi sì. Niente, diciamo che comunque è una passione che me la porto da parecchi anni e nel 2009 l'ho messa in pratica, ecco. Senti, per iniziare, diciamo, magari ci sono molti appassionati come te che ci stanno ascoltando Mm. e vedendo in questi momenti, che magari non hanno ancora fatto il cosiddetto passo successivo. Ecco, un'attrezzatura base per iniziare, chiaramente i tempi sono cambiati, le Eh, attrezzature sono evolute e magari come una volta, per fare un esempio stupido, una telecamera per un appassionato, una piccola videocamera costava un sacrificio. Oggi magari con pochi euro riesci a portare a casa, non dico una stazione sismologica, sia chiaro, però almeno mm. il kit, come si dice, per iniziare. Ecco. Proprio per cominciare ad avviarsi, il primo passo. Ma esistono comunque dei sismografi abbastanza economici, parlo di cifre sui 50 euro, 60 euro, che comunque funzionano discretamente. Poi, avendo un software dedicato da inserire nel PC, si può fare appunto il rilevamento in tempo reale. Ovviamente non ha la stessa qualità di uno professionale, però per incominciare sta sempre bene. Comunque sono sui 50-60 euro, ecco. Io ho Ma ho quando hai cominciato. cominciato tu, quanto era la cifra? Diciamo, di Io ho già speso una botta perché mi ricordo il mio primo kit acquistato dalla vecchia rivista Nuova Elettronica che ahimè non c'è più. Quella volta avevo già speso sui 400 euro, cioè sono proprio partito di botta, ecco. Quindi, e poi ho fatto le mie evoluzioni comprando roba un po' più professionale come schede elettroniche e quant'altro. Quindi sì. Certo. Senti, ma anche tu devi bucare il terreno, non so, per avviare il No, no. collegamento, oppure si riceve tutto in modalità digitale? No, no, assolutamente no. Praticamente il sensore è appoggiato a terra, ok? Semplicemente appoggiato, e io mi sono portato i cavi direttamente dal PC senza bucare, senza fare niente. È chiaro che se uno vuole fare le cose fatte bene, vuole fare un pozzo in giardino col sensore dentro, ovviamente li deve bucare, ma basta semplicemente avere una stanza che sia comunque il più basso possibile al piano terra, ad esempio una cantina, un sottoscala, appoggiare il sensore lì, insomma, ed è fatta, ecco. Quindi sì, non servono cose particolari, diciamo. Certo. Senti, visto che siamo in diretta, stiamo facendo questa diretta streaming attraverso Sì, il nostro canale friulitv.net, dunque tutti coloro che hanno una connessione internet in questo momento dal polo nord al polo sud, anche in mezzo ai posti più impossibili, però se c'è una connessione internet si può tranquillamente guardare ed ascoltare. Senti, proprio in tempo reale, la situazione per quanto riguarda lo sciame sismico in corso in Croazia. Stamattina ci sono state, abbiamo dato anche notizia pochi minuti fa nella nostra linea diretta notizie, di due scosse importanti da 5 e da 4 gradi. eh, Ecco, sono comunque scosse di assestamento, vengono definite, no? In gergo sì, tecnico. sono scosse di assestamento perché io adesso sto vedendo addirittura le ultime 1.7, 41 minuti fa, 2.8, 44 minuti fa, sono scosse di assestamento, a parte quelle due stamattina che sono state sul 4.3, 4.5 mi sembra, però purtroppo dobbiamo aspettarci questo tipo di scosse perché sono assestamento, sperando che non faccia come l'Aquila un po' di anni fa, che c'erano scosse veramente grandi che non finivano più, sembrava una cosa che era senza fine, e la cosa quella volta là sinceramente mi ha fatto tanta paura perché ho detto qua non finisce più. Invece qua Chiaro. sembra che, cioè, incrocio le dita, sembra che stia scemando tutto quanto, e quindi così. Mm. Io Ma infatti senti, ieri, prego, prego. io infatti ieri tanti mi hanno chiesto ma ci saranno ancora terremoti, ma ci saranno terremoti forti? Purtroppo non si può prevedere il terremoto perché non si ha strumentazione adatta, perché comunque la ricerca di fare previsioni sul terremoto siamo ancora lontani, anche perché è una cosa imprevedibile. Già
prevedere se viene brutto tempo o bel tempo è difficile. Facendo anche una stima in 12 ore possono cambiare tante cose, figuriamoci un terremoto. E infatti ieri mi chiedevano ma ci saranno scosse più forti? Io non posso dirlo, io ho solo detto che molto probabilmente ci saranno delle scosse di assestamento più o meno forti, non lo so, quindi sì, poi io non avendo competenze tecniche non posso dire determinate cose. Certo. Senti, dopo la forte scossa di ieri, qualcuno ha fatto il paragone col Friuli del 76, sì. no? Come intensità e durata, anche se la durata del terremoto del Friuli è stata il doppio rispetto a quello della scossa del 6 maggio, tanto per essere chiari. Poi sappiamo che purtroppo a settembre ci furono altre 3 scosse di forte entità che buttarono giù le poche cose rimaste in piedi. La posizione in cui si è sviluppato questo terremoto, la faglia, tanto per essere chiari, è la famosa faglia continentale oppure è un'altra faglia che è incastrata all'interno dei Balcani? Ma cioè, a me sembra di aver letto che quella continentale, dopo, perché poi alla fine io non mi sono documentato su questa cosa qua, no? Anche perché su molti siti internet ognuno dice la sua, per cui non saprei. Sarebbe da andare a vedere sul sito dell'INGV oppure OSGR, mi sembra, quello del Friuli qua, che comunque loro sanno di preciso che cosa esatto, bravo, che sanno di preciso cosa è dovuto a questo terremoto qua, ecco. Addirittura ho visto tanti dicevano che quello che è successo a Verona sempre ieri è collegato con quello dei Balcani, ma quello non credo, insomma, quindi sì. Secondo alcuni dicono che ci sia il famoso spostamento, no? Cioè l'Africa che spinge e chiaramente l'Italia a forma di stivale si sta spostando tra parentesi verso la costa jugoslava, ex Jugoslava, Albania, no? E chiaramente prima o poi, insomma, la terra vive, questo è il terremoto è perché la terra vive, è normale che faccia quello che sembra una stupidaggine, un piccolo spostamento, può fare anche questi disastri incredibili. Sì, no, ma infatti tanti mi dicono, ma ci sono tanti sismi in una giornata, è da pregare il Signore che ci siano sismi, quelli piccola entità, perché sono quelli che adattano la terra un po' alla volta. Se non ci fossero questi sismi piccoli qua, sicuramente avremmo delle botte molto più grosse, perché non fanno ora, il terreno non fa ora ad assestarsi, e nel momento che deve assestarsi crea sta gran botta, no? Infatti i Balcani un po' che ci stavo dietro, perché sono un po' di settimane che c'erano questi sismi piccoli, no? Poi anche l'altro ieri ce ne sono stati 2 grossi, e ieri ha dato la botta finale. Ovviamente, come dici te, la terra è viva, perché molti dicono anche oddio l'inquinamento, oddio la terra ci sta facendo pagare tutto quello che ha fatto l'uomo, eccetera, ma alla fine i terremoti sono sempre esistiti perché noi stiamo galleggiando in un nucleo. Ecco, se permetti, molto spesso anche nei servizi, no, che vengono fatti a livello televisivo o radiofonico, nei giornali, molto spesso c'è anche l'enfatizzazione da parte del cronista di turno, no, che più che raccontare cade la casa, eccetera, deve enfatizzare per avere un like in più piuttosto che un ascoltatore in più. Ecco, ci sono anche dei casi, come sottoscritto, che ci limitiamo esclusivamente alla cronaca nuda e cruda, nel senso che io dico, parlano le immagini e le immagini documentano esattamente quello che è accaduto. Purtroppo anche da parte di chi fa informazione, a volte, pur di avere un like in più, si cerca di pompare, no? Si fa meno cronaca e si fa più gossip, per essere chiaro. Sì, infatti anch'io ieri, quando ho fatto il live sul mio profilo, ho cercato comunque di rimanere coi piedi per terra e non infantizzare la cosa, perché già la gente ha paura, già poi il discorso del Covid che ci sta chiudendo in noi stessi, siamo tutti un po' agitati, quindi secondo me non vale la pena fare tanta confusione per avere un like in più, cioè alla fine dobbiamo raccontare le cose come stanno, sì, però nella realtà e non gonfiandole. Purtroppo molti TG è così, è quello che mi fa anche rabbia a me, perché
pompano di brutto le notizie mettendo paura alla gente. Purtroppo te lo devo dire anche da editore, te lo dico anche da editore perché io sono anche l'editore del canale, l'editore che spinge a sua volta il direttore, cioè sono anche il direttore, no? Il duplex, no? Come si dice in questi casi, pur di avere, come si dice, l'ascolto, perché l'investimento pubblicitario non è poco, non è che sto nascondendo nulla, vieni spinto a dire cose anche di più, perché intanto la gente si ferma al titolo e non legge mai il contenuto. Molto spesso, proprio apro e chiudo una parentesi, quando faccio un off topic, molto spesso tu lanci un servizio, lanci un'intervista, ripeto, un'intervista con tanto di filmato, video, eccetera, e il 90% dei casi, mi succede anche a me su Facebook o su Twitter, mi scrivono cosa ha detto perché non ho capito, oppure ha detto così, ha detto esattamente tutto il contrario di quello che lui ha ascoltato dalla viva voce della persona. Cioè, purtroppo questo è il marketing, no? Il mondo deve andare avanti anche lo spettacolo. Tornando invece a noi, so che tu sei una persona che ha un collegamento diretto con un importante giornalista del Friuli Venezia Giulia, un comune amico, nonché direttore di una emittente locale che è il 13, cioè l'amico di Meo. E so che è stato lui il primo, no? a prenderti e a darti un po' la luce della ribalta, no? No, infatti lo devo ringraziare tantissimo e mi devo anche scusare per ieri perché ieri mi ha chiamato, no? Io avevo il telefono ieri, infatti a un certo momento l'ho messo in stand-by e l'ho spento. Non preoccuparti perché poi ha chiamato me 2 minuti dopo, gli ho preparato io 2 servizi al volo, non preoccuparti. Ecco, infatti mi fa, hai un sismogramma? E ho detto, Vara, ho il telefono impazzito e devo rispondere a un sacco di gente qua e là. Io gli ho messo il mio link di Facebook perché io avevo fatto nel frattempo le dirette in modo che siano condivisibili con tutti, no? Ho detto vai là e condividi insomma le mie dirette perché ero impossibilitato, addirittura ho dovuto spegnere 3 volte il cellulare perché mi si era bloccato, poi avevo il computer che non riuscivo più a entrare nella mia rete perché qualcuno mi faceva anche le videochiamate in Messenger, no? su Facebook, cioè il disastro. Infatti senti, questo è anche tra parentesi, noi ci auguriamo sempre, per l'amor di Dio, che le disgrazie siano più lontane possibili, però questo vuol dire anche che il tuo lavoro non è un lavoro fatto così, nel senso la tua, seppur autodidatta, sei una persona che professionalmente parlando cura e lavora bene per quanto riguarda l'informazione che dai nel momento in cui accade l'evento, no? Sì, no, cerco comunque di dare un servizio più pulito possibile. A volte succede come stanotte, sono andato a dormire alle 2 di notte per dire perché ero lì attento, se dovesse succedere qualcosa, tac, posso fare la diretta, no? Poi non ho retto, avevo preso sonno. Però cerco insomma di dare un servizio il più possibile pulito, il più possibile fatto bene, diciamo, ecco. E anche con Gigi Di Meo, quando ci sentiamo cerco di dare tutti i dati, tutto quello che è possibile dare, faccio gli screenshot dei sismogrammi, cioè cerco di fare le cose fatte bene, insomma, quindi mi fa piacere che sia apprezzata questa cosa da tutti. Ho visto anche ieri tante persone che si sono collegate per visitare il nostro sito internet, il fatto che vengano a chiedere determinate cose, ovviamente io rispondo sempre in base a quello che ho letto, quello che mi sono documentato e non cose a cavolo, insomma. Chiaro. Quindi, bene, Morgan, senti, io ti ringrazio per questa chiacchierata, spero che anche i nostri amici che ti hanno ascoltato abbiano appreso alcune idee, perché no? Perché si lanciano, no? Poi magari qualcuno percepisce, anche spiegato insomma all'inizio un po' come è nata la tua passione e tutto l'investimento che hai fatto sia indiretto che diretto, come si dice in questi casi, per arrivare insomma a dare un servizio completo in tempo reale. I tempi cambiano, l'hai detto anche tu, le attrezzature sono sempre più sofisticate e i costi vengono abbattuti. È chiaro che, come abbiamo detto in premessa, nessuno nasce imparato, no? Dobbiamo per forza anche dai piccoli errori si impara e si va avanti, insomma. Sì, infatti c'era anche
un mio contatto che mi aveva chiesto una cosa perché avevo detto che il sisma era durato 15 minuti. In realtà noi l'abbiamo sentito i primi 10 secondi, poi lui è andato avanti 15 minuti. E una mi fa impossibile 15 minuti. Ho detto guarda, gli ho spiegato perché, come, quando, no? E mi fa, ah ok, scusa se sono stata offensiva. Ho detto no, non è questione di essere offensivi, è che appunto nessuno nasce imparato, per cui certe cose non le sai, ti viene spontaneo dire ma è impossibile che duri 15 minuti. Poi insomma, spiegando le cose si sa. No, io comunque ringrazio... Tanto per fare un esempio, se permetti, tanto per fare un esempio, Sì. è che giustamente noi quello che percepiamo è quasi il movimento, se non sbaglio, delle onde sismiche, no? Quello Sì, che noi esatto, sentiamo che esatto. fa vibrare la casa. Poi, diciamo, quello che fa all'interno del terreno è un altro tipo di percezione che magari che noi non percepiamo, mi scuso per il gioco di parole, a livello immediato, no? Sì, La perché terra continua comunque a noi... muoversi, però... No, infatti noi fisiologicamente e anche umanamente non riusciamo a sentire quello che viene dopo e quant'altro, ma gli animali sì, sicuramente ad esempio la mia cagnolina avrà sentito tutti i 15 minuti per dire, perché loro sono molto più sensibili, gli animali di Io ti noi, dico no? che ho i gatti, io che i gatti sono altri animali che sono molto sensibili nel momento in cui Sì, accade. Ti posso dire, mentre la gatta era un po' più sveglia, nel senso che controllava, il mio gatto prima, dopo e durante la scossa è rimasto tranquillamente a dormire perché non si è mosso ecco. neanche perché non ha. Ma ognuno ha le Vabbè, dai. sue percezioni. Boh, non possiamo ridere perché per fortuna qui da noi non Sì, c'è sì. stato, però ripetiamo, questi sono servizi e anche quello che sta facendo Morgan, non solo da appassionati, ma proprio per tenere monitorato quello che accade, perché noi siamo una terra sismica. Se non sbaglio, correggimi Morgan, noi abbiamo 2 faglie, no? In Friuli Venezia Giulia, Sì, o una o sì, due, sì, sì. 2 se non ricordo male. No? No, due mi sembra, sì, 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 due. E, niente, comunque, no, guarda, io ti dico, sono felice di questa diretta, ringrazio te, ringrazio anche Gigi Di Meo, che comunque è grazie a lui che sono arrivato in questo livello, diciamo. Ringrazio ovviamente il mio collaboratore Alibrando Morgantini di Lucca, ringrazio anche tutte le stazioni che fanno parte della nostra rete, quella dell'Aquila, di Tavagnaco, Ponte delle Alpi, una bella collaborazione che comunque secondo me spero un domani che si allarghi questa cosa qua. Ringrazio anche tutti quelli che mi seguono e così insomma, ringrazio in primis anche la mia famiglia perché comunque mi dà anche la motivazione di fare queste cose qua. Certo. E soprattutto anche mio papà ci teneva, che purtroppo in me non c'è più, è venuto a mancare a settembre e so che lui ci tiene E io mi tantissimo anche. permetto di ricordare anche tuo papà perché era anche un mio fedelissimo Ecco. teleascoltatore, ecco, ai Sì, tempi. sì, 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 infatti lui quando andava in giro, mio figlio, quello del 13 con Gigi Di Meo, cioè veramente, poi parlava anche di te, lui era fiero di me, insomma, quindi Questa è sì, una cosa importante. sì, 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 sì. Senti Così, Morgan, insomma, ti ringrazio per questa grazie a te. chiacchierata così in libertà senza nessun problema. Ti lascio al tuo lavoro, ti auguro buone feste, visto che ormai tra 48 ore gireremo finalmente, cacceremo, no? Speriamo bene. Scacceremo questo benedetto 2020 che Sì, è tutto bisesto, proprio è stato sì, sì. quell'anno bisesto dove è successo un po' di tutto. Manca ancora poco alla fine, non mettiamo troppo le mani avanti, però speriamo Infatti. insomma In- che dal incrociamo le dita e speriamo bene, dai. Ok. bene. Grazie ancora a te, buon lavoro e io saluto i nostri amici e amiche alla visione e all'ascolto. Vi diamo appuntamento tra meno di un'ora perché avremo un'altra diretta con linea diretta infofriulitv.net. Questa volta parleremo di Parlamento europeo, ma non vi dico altro. Per il momento è tutto, grazie come sempre per la visione e l'ascolto e come si dice dalla lontana provincia dell'impero, mandi e alla prossima. Forse parte la sigla, Eccola qua.